Il Club Atlantico del Triveneto è stato ufficialmente costituito a Venezia con lo scopo di promuovere la cultura atlantica nelle tre regioni del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ancora una volta in laguna si intessono così i rapporti diplomatici che guardano alla pace, alla cooperazione internazionale, entrando nelle cuore con i giovani ma anche tra gli imprenditori veneziani, veneti e del nord-est interessati ad investire all'estero. Ecco come. Noi puntiamo molto ad assistere i nostri imprenditori del Triveneto con consulenze nel settore della sicurezza, soprattutto in aree che diventeranno molto calde, ma oggetto anche di investimenti importanti quali l'Ucraina e la Libia. Il presidente del club, Marco Ferruzzi Barbi, guarda i giovani, università e imprenditoria locale sono un binomio vincente. Noi promuoveremo presso le università, presso le scuole medie e superiori, anche proprio i valori della Atlantic Treaty Association, cioè i valori dell'atlantismo, che spesso non sono assolutamente conosciuti, perché la NATO offre tutta una serie di agevolazioni, di opportunità, anche nel campo universitario. Soprattutto oggi viene veicolato un messaggio di grande attualità, visto le sanguinose guerre purtroppo in corso. Causa proprio le guerre che sono in corso, che non è ovviamente solo quella in Ucraina, ma ce ne sono molte altre che poi anche nel futuro vedranno impegnati sempre più due blocchi, quello atlantista, cioè dell'Europa e degli Stati Uniti, con blocchi che sono abbastanza modulari, pensiamo solo ai paesi BRICS oppure ai paesi dell'Arabia, eccetera.